Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati amici dell'oroscopo, pronti anche oggi a tuffarci nelle ultime novità, come sempre accompagnati dalle stelle di Radio.0. Iniziamo quindi subito con i nostri 12 segni, siamo pronti? Ariete, oggi con la luna in Sagittario e in trigono Venere nel vostro cielo, nella vita affettiva preparatevi ad accogliere nuovi amori o ad approfondire quelli già esistenti. Giove Venere nel segno e la luna in sestile, questo significa probabili incontri piacevoli anche con persone straniere. Toro, Urano vi pungola, lo sentite? Movimentando proprio la vostra giornata, ma riuscirete lo stesso a mantenere una serenità di fondo abbracciati alle vostre emozioni. Nella vostra attività, però, il guizzo creativo regalatovi da Urano produrrà idee brillanti e davvero originali. Gemelli, Saturno prosegue la sua orbita favorevole nell'Acquario, continuerete quindi a intensificare e consolidare una storia d'amore durevole e tranquilla. Inoltre, in più, sarete selettivi e critici nella giusta misura per accettare o scartare alcune proposte professionali. Cancro, Plutone continua il suo transito ostile. Fareste meglio a non dare credito a pettegolezzi e a tenervi alla larga da colleghi poco chiari e sfuggenti, avete capito? Una persona stimata ed esperta si prodiga per voi, dandovi un consiglio, ma difficilmente lo ascolterete. Sapete dirci perché? Leone, passiamo a voi. Con la luna complice in giornata opererete un significativo cambiamento in famiglia. Ciò facendo allenterete le tensioni e i rapporti, finalmente possiamo dirlo, diventeranno più distesi e gratificanti. Saprete poi creare nella vecchia compagnia di amici un'invidiabile atmosfera davvero frizzante e disimpegnata, proprio come piace a voi. Vergine, la colpa oggi per voi è da dare alla luna. Tenderete a non avere l'umore ideale per godervi le attenzioni del partner, che nonostante tutto saprà darvi nuovo entusiasmo però. La luna in Sagittario è dispettosa, dicevamo, nei vostri confronti. Una gran voglia di novità potrebbe rendervi un po' nervosi, fate attenzione. Bilancia, siete infastiditi da un collega che procede con ritmi diversi dai vostri? Senza pensarci troppo, fermatevi e cercate di andare incontro all'altro per sintonizzarvi sulla stessa linea, sulla stessa onda, diciamo. Se state poi vivendo una relazione complicata, si presenteranno occasioni per mettere alla prova i vostri sentimenti, fatevi trovare pronti. Scorpione, con Marte in trigono al segno, l'organizzazione sul lavoro potrebbe causare un'accelerazione del ritmo, portandovi a risultati pratici poco definiti. Marte vi invita a non bruciare le tappe previste sulla vostra tabella di marcia, ricordate e tenete bene a mente oggi, ogni cosa a suo tempo. Sagittario, a causa di Marte inquadrato dai pesci, uno scambio di pareri tra amici, attenzione, potrebbe finire per creare un'incomprensione che poi però in breve supererete. Scegliete e agite come meglio vi sembra, ma non createvi troppe illusioni su cose che in realtà sono piuttosto discutibili. Capricorno, vi metterete nei panni di qualcuno che è nel vostro cuore, comprenderete i suoi errori e problemi e l'aiuterete a risolverli con animo leggero e disinteressato, un'ottima azione. Incontrerete poi oggi persone di spessore, affidabili, più adulte di voi con cui impostare una nuova collaborazione. Acquario, attenzione perché Urano mantiene ancora il suo aspetto negativo, meglio procedere quindi con i piedi di piombo nelle scelte che potrebbero influenzare in modo decisivo il vostro futuro. Un'amicizia poi potrebbe diventare amore, solo però se saprete gestire la situazione con discrezione e oculatezza, mi raccomando. E chiudiamo con i pesci. Se nella professione volete ottenere dei buoni, anzi ottimi risultati e concretizzare i progetti intrapresi, con Nettuno congiunto potete puntare sulla concretezza e sul buonsenso. Per affrontare poi una divergenza di opinioni con una persona cara, ascoltate bene, scegliete il confronto anziché lo scontro. Ed è tutto quindi anche per oggi, si chiude qui il nostro oroscopo del giorno, ci risentiamo domani ancora con tante novità, una buona giornata e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0